Tragedia sfiorata questa mattina a Pordenone, dove si è ribaltato un camion gru precipitando tra due villette. Nessun ferito tra gli operai residenti, ma tanta paura per chi ha vissuto la scena dal vivo. La casa di riposo di Magnano Green accoglie profughi ucraini, ma le famiglie degli anziani ospiti chiedono spiegazioni al comune. Il vice sindaco Barbalace, d'accordo con l'accoglienza, chiediamo tutele per gli anziani. La Cassazione ha respinto la richiesta dell'Italpol di Udine di considerare scorretti i pessimi giudizi del loro comandante. Su WhatsApp aveva sparlato del presidente e dell'amministratore delegato della società. Trafugato 37 anni fa nei dintorni di Firenze, un dipinto del Cinquecento è stato recuperato dal nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine e riconsegnato oggi alle Gallerie degli Uffizi. La vittoria di Venezia consacra Cioffi con 20 punti in 14 partite, la sua media è superiore anche a quella dell'estate 2020. L'Udinese intanto ritira il ricorso sulla Salernitana, mercoledì si gioca. A tutti voi buonasera e ben trovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo raccontando quanto accaduto oggi a Pordenone. Tragedia sfiorata in un cantiere dove si è ribaltato un camion gru. Il braccio del mezzo e quello della gru hanno colpito la parte esterna di due villette. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito, l'autista è comunque sotto shock, cantiere sotto sequestro e indagini da parte della procura. Una fortuna è da portare un cero grosso come un pilone, veramente. Da ringraziare il Signore che non sia successo niente. Nelle parole di un residente c'è la sintesi di quanto sarebbe potuto accadere questa mattina in via Plantona a Pordenone, dove un camion gru affittato dall'azienda udinese Sfedil dalla Veneta Carpin, che doveva smontare una gru edile per la fine del cantiere dove si sta costruendo una palazzina, per cause ancora da ricostruire si è sbilanciato ribaltandosi e finendo ruote all'aria. Il pilone d'acciaio lungo 60 metri è crollato nel mezzo di due villette, mentre il braccio della gru è volato da un'altezza di 30 metri colpendo il tetto di una casa e finendo nel giardino di una seconda. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito, c'erano degli operai che stavano lavorando sul camion gru. In cabina un 35enne della provincia di Udine illeso ma sotto shock. È arrivato anche il 118, lo ha visitato, sta comunque bene, nessun altro si è fatto male anche se c'è stata tanta paura. Sul posto per primi sono arrivati i vigili del fuoco. La nostra opera per la messa in sicurezza del luogo consiste semplicemente in questo momento e fortunatamente solo nella rimozione con l'ausilio della ditta e della parte di contrappeso della gru e il recupero di tutti i liquidi della gru che sono l'olio idraulico e il gasolio. Presenti anche la polizia locale di Pordenone, i carabinieri e lo Spisal. Sul posto è giunto anche il PM Federico Facchin. Il cantiere, le attrezzature sono stati posti sotto sequestro e saranno accertate eventuali responsabilità anche attraverso una consulenza effettuata prima dello spostamento dei mezzi. Al momento le ipotesi possono essere l'errore umano o un guasto al mezzo. Lunghe le operazioni per rimuovere i pezzi della gru. Grandissima la paura, come potete immaginare, tra i residenti. Una signora che era in giardino si è vista finire il braccio del macchinario a poca distanza e c'è chi ha assistito attonito alla scena in diretta. Se l'è vista davvero brutta la signora Maria Luisa quando alle 9:30 il braccio della gru le è piombato a breve distanza. Questa è stata una cosa tremenda. Stamattina ero qua in giardino, che camminavo e ho sentito questo gran rumore. Allora giro intorno così per vedere e ho visto tutto quel braccio, vede, lungo di là, caduto sul giardino, rotto alberi e tutto qua, e questo pezzo qua davanti. E poi si pensa sempre al peggio e si dice anche che nel male non è andata neanche tanto male, ecco. Un episodio simile a quello di Torino ha costato la vita a 3 persone in gennaio. A Pordenone l'esito è stato fortunatamente diverso, ma la scena è apparsa da brividi al signor Lorenzo. È successo che la stavano calando e da basso la stavano girando per posizionarla in strada e come hanno cominciato a girarla la gru che l'aveva sospesa ha perso l'equilibrio e c'è la portata del peso e si è ribaltata tutto lì. E fortunatamente è caduta in mezzo a due case e se c'era gente dentro e cadeva sopra le case. Trascinate dal super sconto scattato
scattato ad inizio mese, boom di richieste di tessere carburante. Ad aprile si registrano in media oltre 380 operazioni giornaliere. Vista l'eccezionale mole di richiesta, la Camera di Commercio Pordenone Udine amplierà il servizio di appuntamenti che al momento sono solo al mattino, anche al pomeriggio nelle giornate di martedì e giovedì, in entrambe le sedi a partire da giovedì 14 aprile. Con questa apertura straordinaria ci sarà spazio per 150 appuntamenti in più a settimana. La procedura resta per appuntamento tramite compilazione di un modulo sul sito della Camera di Commercio di Pordenone Udine. Per la Cassazione si può sparlare del capo senza per questo perdere il lavoro. A far scuola è il caso della Italpol di Udine. Su WhatsApp si può sparlare male del capo senza essere sanzionati e perdere il posto di lavoro. L'importante è che la conversazione sia privata e fuori dal contesto lavorativo. Lo ha deciso la Cassazione, che ha respinto il ricorso della Italpol di Udine di far dichiarare di rilievo disciplinare il comportamento del comandante delle guardie giurate. L'uomo, in una conversazione con un ex collega, aveva detto dei tutti i colori del presidente e dell'amministratore delegato della società. Sul PC aziendale però era rimasta traccia della conversazione, da qui la richiesta della SPA che riteneva lesivi i commenti. I giudici hanno rilevato che in una conversazione privata i giudizi, anche se discutibili, non violano i doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto di lavoro. È stato accolto invece il ricorso del comandante che per altri addebiti aveva perso il posto con il diritto solo ad alcune mensilità. Ora il caso tornerà alla Corte d'Appello di Trieste perché gli ermellini invitano a valutare la possibilità di dare sanzioni conservative con il mantenimento dell'impiego. I 56 grammi di droga trovati in casa sua sono costati carissimi ad un 34enne di Udine. Il tribunale lo ha condannato a 6 anni di carcere. Perquisiscono la casa del padre, ma nei guai finisce il figlio, trovato con 56 grammi di droga di vario tipo. L'uomo, di 34 anni e residente in città, è stato condannato oggi dal Tribunale di Udine a 6 anni di carcere per detenzione a fini di spaccio. Il giudice Roberto Pecci ha confermato le richieste avanzate dal PM. La droga, 36 grammi di eroina, 12 di cocaina e 7 tra hashish e marijuana, è stata trovata nel settembre 2020 sia in tasca al condannato sia in camera sua, oltre a 250 euro in banconote di piccolo taglio e materiale per il confezionamento delle dosi. Nei mesi precedenti aveva investito oltre 21.000 euro in criptovalute e ricevuto dall'estero una ventina di pacchi. L'uomo, tossicodipendente, ha sempre dichiarato che la droga era per uso personale e che la compravendita di bitcoin e simili non ha nulla a che fare con gli stupefacenti. Gli accertamenti medici, spiega il difensore, l'avvocato Alessandra Donda, hanno dimostrato che il mio assistito aveva in corpo tutti i tipi di sostanza sequestrata e in seguito è stato ricoverato. È vero che ha abusato di droga, conclude, il resto sono presunzioni. Scontato il ricorso in appello. Il TAR della Friuli Venezia Giulia ha dato ragione al comune di Lignano Sabbiadoro contro l'aumento indiscriminato della tariffa sui rifiuti che l'amministrazione e i suoi cittadini si sono ritrovati ad affrontare. Vogliamo contenere i costi del servizio, commenta il sindaco Luca Fanotto, riducendo le tasse dei cittadini e mantenendo alto il livello qualitativo. Sentiamo allora le parole del primo cittadino. La sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia conferma come il comune di Lignano Sabbiadoro avesse avuto ragione nel resistere contro i provvedimenti varati dall'autorità regionale dei rifiuti, che avevano approvato un piano economico-finanziario per il servizio di igiene ambientale nei confronti del nostro comune, senza tenere in considerazione i rilievi mossi dal nostro ente e così comportando un aumento del costo del servizio con conseguente riverbero nei confronti delle tasche dei nostri cittadini. Noi abbiamo voluto contrastare queste iniziative impugnando i provvedimenti al Tribunale amministrativo regionale che li ha annullati. Oggi il nuovo piano economico finanziario per il 2021 dovrà essere riscritto di concerto tra il Comune di Lignano Sabbiadoro, il gestore del servizio, cioè MTF SRL, e AUSIR, cioè l'autorità regionale dei rifiuti. Noi vogliamo contenere i costi del servizio, quindi riducendo anche le tasse nei confronti dei nostri cittadini, ma mantenendone alto il livello qualitativo. A Udine possono cominciare i lavori di recupero dell'ex frigorifero. Grazie ai fondi del PNRR, 10 milioni di euro, la struttura potrà essere utilizzata come deposito dei numerosi reperti del Museo Friulano di Storia Naturale.
Ci sono i fondi per ristrutturare l'ex frigorifero di Udine. 10 milioni di euro arriveranno in città grazie al PNRR. Nella struttura, inaugurata nel 1922 e chiusa dal 1972, era prodotto il ghiaccio in quantitativo tale da rifornire tutto il Friuli. Ora possono finalmente cominciare, con la supervisione della soprintendenza, i lavori di recupero di una testimonianza storica dell'architettura industriale del secolo scorso. Questo edificio, che è ormai qui da tanti anni disabitato, non utilizzato, verrà reso funzionale in pratica al Museo di Storia Naturale che si trova nel retro in pratica di questa struttura. Noi abbiamo effettivamente tantissimi reperti, sono in pratica tantissimi animali, perché Udine veramente ha una collezione molto importante per quanto riguarda la storia naturale, e quindi è bene avere a disposizione vicino al Museo di Storia Naturale questi reperti, e quindi diventerà un luogo molto importante anche per i visitatori, per chi studia un po' la natura. Dai fondi del PNRR al tesoretto di Palazzo Daronco. È di 10 milioni di euro l'avanzo di bilancio del Comune di Udine, un importo che si assesta ai valori precedenti al Covid e che consentirà di finanziare opere pubbliche e di ridurre, se non addirittura spegnere, mutui. Nei prossimi giorni saranno stabilite le priorità di intervento. Incontro straordinario di giunta oggi a Udine per approvare il bilancio consuntivo del 2021, manovra indispensabile per definire l'importo dell'avanzo, un tesoretto di 10 milioni di euro. Mette in evidenza quanti sono sani i conti del Comune di Udine. Non è un avanzo da record, è in linea con quella che era l'attività pre-Covid, era utilizzato soprattutto per opere pubbliche, per investimenti e in caso di partite straordinarie anche per quanto riguarda la spesa corrente. Però nell'incontro di oggi non avete ancora stabilito qua la priorità delle opere, no? Perché è questo che i cittadini vogliono sapere. I cittadini e anche i miei colleghi assessori che sono in pieno fermento e mi tirano per la giacchetta. Naturalmente adesso c'è un gruppo di lavoro, pensiamo che se non è per la fine di questa settimana, per l'inizio della prossima, di avere l'elenco comunque completo delle opere che verranno finanziate con avanzo. Si vedrà anche eventualmente di modificare le fonti di finanziamento, visto che adesso abbiamo delle fonti nostre, magari quello che magari veniva finanziato con mutuo adesso potrebbe essere invece finanziato con l'avanzo, in modo tale così da non pesare con l'indebitamento sui conti del Comune. Erogazione di acqua potabile interrotta giovedì 14 aprile per molti cittadini esercizi di Udine. Lo stop durerà 9 ore, è programmato dalle 9 del mattino alle 18 a seguito dei lavori della rete idrica fognaria in piazzetta Marconi, l'area del centro città in cui è attivo un imponente cantiere che concluderà la ripavimentazione iniziata in via Mercato Vecchio. Le abitazioni e le attività che subiranno la chiusura dei rubinetti sono quelli presenti in piazza San Cristoforo, via Molin Nascosto, vicolo Lenna, vicolo della Banca, via Portanuova, piazzetta Antonini, via Gemona e Riva Bartolini. Il CAFC fa sapere che è attivo il numero verde per rispondere alle richieste dei residenti. Si tratta del 800 903 939. Dopo l'uscita di Pier Enrico Scalettaris, passato a inizio anno ad Azione di Calenda, il Partito Democratico di Udine perde un secondo pezzo a Palazzo Daronco. Si tratta di Sara Rosso, eletta alle elezioni del 2018 con 239 preferenze. La Dem ha comunicato il suo passaggio al gruppo politico Open FVG. La scelta, motivato la consigliera, è legata ad una crescente distanza che avverte nelle modalità del partito, sia nelle scelte che nei valori che hanno connotato l'azione dei Dem negli ultimi anni. A partire da oggi, spiega Rosso, aderirò al gruppo rappresentato in Consiglio regionale da Furio Onsel per dare il mio contributo alla creazione di un soggetto politico diverso dal PD, ma organico al centro-sinistra e al mondo del progressismo. A seguito dell'aggravarsi delle sue condizioni di salute, un paziente contagiato dal Covid è stato ricoverato in una terapia intensiva della Regione, reparto che solamente 2 giorni fa aveva visto le sue stanze completamente svuotarsi. Sono 150 invece le persone ospedalizzate negli altri reparti Covid.
210 nuovi contagi emersi in Friuli Venezia Giulia, 55 casi sono stati rilevati attraverso 1221 tamponi molecolari, altri 155 attraverso 1688 test rapidi antigenici. Salgono a 24.426 i corregionali in isolamento. Oggi si registra il decesso di una donna di 97 anni di Trieste che è morta in ospedale. La casa di riposo Magnano Green ospiterà alcuni cittadini ucraini in fuga dalla guerra, ma il comune di Tricesimo, che affitta parte della struttura, chiede chiarezza sulla separazione tra i nuovi ospiti e gli anziani, in gran parte fragili e non autosufficienti. Sono 5 al momento i cittadini ucraini ospitati dalla casa di riposo Magnano Green, una struttura da 130 posti, ma il numero nelle prossime ore potrebbe aumentare. La maggior parte dei posti disponibili sono affittati dal comune di Tricesimo, che così ha potuto sopperire alla momentanea chiusura della De Pilosio, la casa di riposo comunale oggetto di un importante cantiere di riqualificazione. Ma una trentina sono ancora in gestione al gruppo proprietario della struttura. L'arrivo dei profughi ucraini non è passato inosservato e ad allertare le famiglie sono stati gli stessi ospiti della struttura per anziani, incuriositi dall'inaspettato via vai al piano terra dell'edificio. E così le famiglie hanno chiesto spiegazioni al comune, in ogni caso informato da qualche giorno della decisione dell'azienda. Siamo assolutamente favorevoli all'accoglienza, spiega il vice sindaco di Tricesimo Renato Barbalace, ma chiederemo chiarezza alla Protezione Civile, al Dipartimento di Prevenzione e all'azienda sanitaria per accertarci ancora di più che gli anziani della struttura vengano tutelati. Sono infatti un'ottantina gli ospiti nella parte affittata dal comune. Per la maggior parte si tratta di anziani non autosufficienti, prosegue Barbalace, e in ogni caso di persone fragili. Per questo vogliamo accertarci della separazione tra le diverse tipologie di ospiti e avere chiarezza del numero di profughi che saranno accolti dalla struttura. I cittadini ucraini, fanno sapere dalla struttura, sono ospitati al piano terra dell'edificio, mentre i posti assegnati al comune di Tricesimo sono al primo e al secondo piano. È stata recuperata dai carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine un'opera d'arte trafugata 37 anni fa. I militari hanno messo gli occhi su questo dipinto durante un'asta online. Ebbene, ora quest'opera sarà a Roma e entrerà infatti a pieno titolo nelle collezioni che dal 15 giugno saranno ospitate nel Museo dell'Arte Trafugata. Trafugato 37 anni fa dalla chiesa di San Michele a Monteripaldi, nei dintorni di Firenze, questo dipinto del Cinquecento, raffigurante la Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria, è stato recuperato dal Nucleo dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Udine e riconsegnato oggi alle Gallerie degli Uffizi, nel capoluogo toscano, proprietarie dell'opera. Ora, ha spiegato il direttore degli Uffizi, Schmidt, sarà esposta a Palazzo Pitti. Ma la notizia arrivata oggi dalla capitale è che questa Sacra Famiglia, realizzata da un pittore di area veneto-romagnola, entrerà a pieno titolo nelle collezioni che dal 15 giugno saranno ospitate nel Museo dell'Arte Trafugata che aprirà a Roma. I militari friulani, come ha raccontato a Firenze il comandante del nucleo tipici di Udine Lorenzo Pella, hanno intercettato il dipinto in un'asta online. Il recupero è avvenuto a seguito del costante monitoraggio del web che i militari del Tutela Patrimonio Culturale effettuano con cadenza pressoché quotidiana. Nel maggio del 2019 i miei collaboratori attenzionano un dipinto che sarebbe stato posto in vendita all'asta a Roma, di lì a 3 giorni. L'opera non è sfuggita agli occhi di un operatore esperto che ha subito cercato e trovato un riscontro nella banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti. Sono iniziate indagini serratissime con il supporto di esperti. Abbiamo chiesto una prima collaborazione alla responsabile dei civici musei di Udine, che ci ha dato conforto in quella che era la nostra ipotesi investigativa. Forti delle indicazioni di Vania Granzinic, i carabinieri hanno contattato gli Uffizi e raccolto ulteriori elementi, poi condivisi con la Procura di Firenze, che ha emesso un decreto di sequestro eseguito il giorno di inizio dell'asta online. I militari del TPC di Udine hanno verificato che il dipinto era stato messo in vendita attraverso la casa d'asta romana da 2 privati senesi inconsapevoli di essere proprietari di un'opera illecitamente sottratta. La vicenda penale si è chiusa con l'archiviazione. Per quell'artistica
Repubblica si è invece aperto un nuovo capitolo con la restituzione alla pubblica fruizione dell'opera. L'Egitto ha comunicato all'Italia il rifiuto a collaborare per la risoluzione del caso Regeni. A dirlo è stato il Ministero della Giustizia, che ha inviato una nota al giudice dell'udienza preliminare di Roma per il processo per l'assassinio del ricercatore friulano a carico di 4007. L'Egitto ha infatti detto no ad un possibile incontro tra il Ministro della Giustizia Cartabia e il suo omologo egiziano. Ha rifiutato la collaborazione nell'attività di notifica degli atti e non ha fornito gli indirizzi di residenza dei 4007 indagati, ma solo il luogo di lavoro. Il giudice ha quindi sospeso il processo, disponendo nuove indagini e rinviandolo al 10 ottobre. Molto delusi i genitori di Regeni, Claudio e Paola, che hanno incaricato la loro legale, Alessandra Ballerini, di chiedere al Premier Mario Draghi di intervenire in prima persona. All'Università di Trieste questa mattina si è parlato di ecomafie e di traffici illeciti di rifiuti. Seppur il Friuli Venezia Giulia sia un'isola felice, Legambiente invita a non sottovalutare mai i rischi sul territorio. 21 anni, tanto ci è voluto perché il Parlamento approvasse le norme sul delitto di inquinamento, mancata bonifica e disastro ambientale. Legambiente denuncia una regione, il Friuli Venezia Giulia, dove il confine ha un ruolo importante, visto che proprio dai valichi passano rifiuti che vengono smaltiti all'estero senza controlli, ma anche viceversa. I rifiuti poi possono in qualche modo anche creare problemi ambientali anche a questo territorio, capannoni riempiti di rifiuti, capannoni incendiati, insomma sono fenomeni che riguardano anche questa regione. E in questo senso la regione non abbassa la soglia di attenzione grazie anche a protocolli specifici. Per prevenire il modo migliore, soprattutto in questo periodo, con i fondi PNRR in arrivo, è quello di poter far rete con tutte le altre istituzioni per fare in modo che venga escluso da quel circuito il malintenzionato. A chiedere norme e soprattutto costi sostenibili per le imprese sono le procure. Bisogna fare in modo che l'imprenditore non si trovi di fronte da un lato una burocrazia ostile e nemica e costi altissimi per uno smaltimento regolare, e quindi possa essere attratto dall'altro da una malavita che gli offre le stesse cose a prezzi stracciati. Direi che sarebbe fondamentale avere davanti all'imprenditore la possibilità di ottenere legalmente a una cifra ragionevole quello che altrimenti potrebbe essere portato a chiedere in maniera dissennata alla criminalità organizzata. La CGIL è il primo sindacato della scuola del Friuli Venezia Giulia, mentre la CISL è quello maggiormente rappresentativo nel comparto delle funzioni centrali. Quanto emerge dallo spoglio delle schede in chiusura dei seggi elettorali per il rinnovo dell'RSU nel comparto pubblico. I dati definitivi si conosceranno solo domani. Sindacati del Friuli Venezia Giulia alle prese con i conteggi dei voti per il rinnovo dei rappresentanti nel comparto pubblico. La CGIL attraverso la FLC si conferma il primo sindacato della scuola con un incremento di oltre 6 punti percentuali rispetto alle precedenti elezioni del 2018, con un 33% rispetto al 27,8%. Al secondo posto rimane la CISL con il 25,1 rispetto al 23,8 delle precedenti elezioni. Pur perdendo 3 punti percentuali, lo SNALS mantiene la terza posizione con il 15,7. A perdere terreno sono anche Gilda, Will e Wisb, che si classificano rispettivamente al quarto, quinto e settimo posto, mentre guadagnano un po' di terreno Anief e Cobas rispettivamente al sesto e all'ottavo posto. I risultati non sono ancora definitivi perché in una decina di sedi manca il quorum e le elezioni dovranno essere rifatte. Andamento diverso nel comparto funzioni centrali, che comprende vari raggruppamenti di ruoli statali. Al primo posto si conferma la CISL con un 31,54% contro il 27,71% del 2018. Al secondo posto la UIL con 15,48% e al terzo posto la CGIL con il 12,8%. Ci vorranno ancora alcune ore per avere i dati definitivi. Al momento si hanno alcune indicazioni di massima per quanto riguarda la rappresentatività in alcuni enti, come nel caso dell'ARPA, dove la CGIL si è aggiudicata 8 seggi su 12. Ci sono 2 donne ai vertici della macchina organizzativa della Capitale Europea della Cultura 2025 sono state presentate oggi sulla piazza Transalpina. Saranno Gaia Shirok e Romina Cucina a coordinare i programmi sui 2 lati del confine in vista della Capitale Europea della Cultura 2025.
Le due direttrici, rispettivamente della Fondazione Slovena Go 2025 e del GECT Go, sono state presentate questa mattina in piazza Transalpina insieme ai sindaci di Gorizia e Nova Gorica e al presidente del GECT Paolo Petiziol, definiti alcuni punti su cui lavorare a partire dall'assunzione di nuovo personale e far scoprire i progetti alla popolazione. Dalla parte slovena adesso sono aperti 5 posti, fino alla fine del mese ce ne saranno altri 2. Nel programma abbiamo per il 2022 13 persone, invece GECT deve chiarire quante persone potranno lavorare, come lavoreranno e le cose che si faranno. E la parte più importante che vogliamo realizzare è di avere degli uffici comuni dove le persone potranno lavorare insieme. Lo stesso 2025 sarà un anno molto ambizioso da raggiungere con una serie di attività che abbiamo già in qualche modo avviato. Da subito partiranno una serie di incontri sul territorio proprio per creare sempre una maggiore consapevolezza di questa grande opportunità che ci attende e fare in modo che sia proprio percepita come un'opportunità di tutto il territorio regionale. A Colloredo di Monte Albano l'illuminazione pubblica si spegne a mezzanotte. Scopriamo perché. Quasi certamente non basteranno i 50.000 euro messi a bilancio dall'amministrazione comunale di Colloredo di Monte Albano per coprire gli aumentati costi energetici. Così il sindaco Luca Ovan ha emesso un'ordinanza che anticipa alle 23, orario posticipato alle 24 da lunedì 11 aprile, lo spegnimento di tutti i punti luce della pubblica amministrazione. Il comune rischia di vedere raddoppiato il valore della propria bolletta energetica. 80.000 euro all'inizio, circa 3 anni fa, prima di iniziare a fare l'investimento sui punti luce a LED. Dopo siamo arrivati fino a 50.000 euro e quest'anno abbiamo messo 50.000 euro al bilancio. Facendo i calcoli si andrebbe a sforare in maniera spaventosa. Per mettere le mani avanti, perché non si può sforare il bilancio o altrimenti bisognerebbe aumentare le tasse ai cittadini, cosa che io non vorrei fare, abbiamo cercato, come in qualsiasi famiglia, di un sacrificio comune. È stata una decisione importante e anche molto difficoltosa, soprattutto per la paura come reagivano i cittadini. L'illuminazione pubblica non serve per la sicurezza del proprio cortile o per entrare a casa, l'illuminazione pubblica serve per quelli che vanno in macchina. Non dico molti, ma qualcuno è un po' arrabbiato per il fatto che non ha più la luce per restare in casa oppure ha paura dei ladri, a una certa ora. Noi ci fermiamo qui, tra pochissimo l'appuntamento con l'informazione sportiva. Dopo la vittoria sul Venezia, Cioffi supera anche il Gotti post lockdown. Si parlerà anche di questo nel nostro notiziario sportivo. Poi naturalmente alle 21 l'appuntamento con Bianconero, subito dopo lo sport, dunque tra pochissimo le previsioni meteo. A cura di Antonino Renda. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata su Telefriuli. Arrivederci.